Ringraziamo il duo Novo Sonos con Francesco Lodi all'organetto e Simone Argiolas all'organetto e le percussioni. A cura del Conservatorio Canepa di Sassari. E ora segue il reading Cosa fanno le femmine in bagno a cura di e con Guido Catalano, poeta e scrittore. Buongiorno a tutti. Un altro applauso, sì, anche più forte, se potete, io sono timido. Apprezzo molto, grazie moltissimo per essere qui innanzitutto.
grazie al festival di Gavoi, l'Isola delle Storie. La mia prima volta a Gavoi, io mi chiamo Guido Catalano, arrivo da Torino, è la prima volta che vengo a questo festival e mi sto trovando molto bene. Questo reading, questo spettacolo reading, lettura, non so neanche esattamente come chiamarlo, ha un titolo, è stato detto. Il titolo è Cosa fanno le femmine in bagno, che sembrerebbe sì, un saggio sugli usi e i costumi delle donne alla toilette. Non lo è. E il titolo è tratto da questo libro, vedete, questo libro giallissimo. Notate il giallo? Si nota. L'abbiamo scelto con Feltrinelli perché si vede a 700 metri di distanza. Una roba di marketing d'assalto. Cosa fanno le femmine in bagno? Non è un saggio, è una fusione di generi, nel senso che io ho scritto tante poesie negli anni. Qui su questo cubo ci sono vari libri, come vedete forse, di poesie, e poi ho scritto anche dei romanzi. Questo qui è una fusione tra romanzo e poesia, ok? Con Feltrinelli l'abbiamo chiamato ballata perché fa figo, ma non è una ballata, è un'altra cosa, credo. Appunto, una fusione di romanzo e poesia. Mi è venuto in mente un neologismo e un poanzo. È così, o poemanzo se volete. Poemanzo forse è brutto, cioè suona male, ma poi basta abituarsi. È un poemanzo, quindi cos'è? Sì, è in versi molto liberi. Io uso il verso liberissimo, questo è molto importante da dire, ma comunque sia, però ci sono dei personaggi, ci sono una storia, quindi è anche un po' romanzo. I personaggi principali sono tre. Uno è un bambino di 7 anni e mezzo che abita a Torino, come me, negli anni 70, è ambientato negli anni 70. Il secondo è un bambino curioso, è un bambino che, voi lo sapete, i bambini hanno questo superpotere della curiosità, hanno diversi superpoteri i bambini. Purtroppo quando diventiamo adulti alcuni di questi superpoteri li perdiamo. È un bambino curioso, è un bambino figlio unico, che quando arriva alle scuole elementari scopre il mondo delle femmine. Questa parola femmina è una cosa infantile. Non so se voi avevate le femmine e i maschi, ai tempi si usava, forse si usa ancora, comunque sia, e quindi scopre questo mondo verso il quale ha una attrazione chiaramente, ma anche un po' di repulsione perché non lo conosce, non lo capisce. Il bagno è perché a un certo punto nel corridoio della scuola elementare Giosuè Carducci, poeta, vede queste due bambine uscire dal bagno delle femmine a braccetto che ridono, lo guardano, ridono, sono felici, e lui si chiede cosa fanno le femmine in bagno, che non facciamo noi maschi, insomma. Stringatamente, più o meno il titolo arriva da questa cosa qua. Poi il secondo protagonista, diciamo, coprotagonista, è un giovane uomo negli anni 90. Giovane uomo, non stiamo parlando di un adolescente, stiamo parlando di un giovane uomo, 23-24 anni. Lui ormai le femmine le ha capite più o meno, ma le cose non gli funzionano. L'amore non funziona l'amore, questa cosa gli crea dei problemi, non da poco, vi assicuro. E poi il terzo protagonista è un uomo, invece con la barba, brevilineo, con gli occhiali, che in questo momento è a Gavoi. Avete capito, perché siete persone intelligenti, che questi tre personaggi sono una sola persona, spalmata in tre epoche, 70, 90, 2024. Perché voi non lo direste, e sono io, chiaramente sono io, voi non lo direste 70, 90, 2024, ma io ho 53 anni. Voi dovreste dire non lo diremmo. Scusa, rifacciamola, questa la rifacciamo. Non lo diremmo, dimostri e poi potete dire un numero. Perché io comunque ho 53 anni. Ne dimostro 39. A me piacerebbe 39, non so perché, 41 massimo, ok? Invece ormai ho visto mezzo secolo più 3. Quindi. Allora io quest'oggi, questo pomeriggio, vi leggerò qualche pezzo da Cosa fanno le femmine in bagno, ma anche da questi libri a cui voglio molto bene. Spero di averli portati tutti, perché alle volte me ne dimentico qualcuno, ma insomma è tutto collegato, è tutto magicamente collegato. Vi parlo innanzitutto del ragazzo. Il ragazzo, anni 90, sì, ha dei problemi, ok? Problemi
Problemi, chissà, che lui si chiede, chissà se anche gli altri avranno questi problemi. Boh. Il ragazzo in gioventù voleva fare il portiere di calcio, ma sul più bello si è scontrato con l'oggettività dei suoi limiti fisici. È basso il ragazzo, tende al grasso e porta un paio di occhiali di quelli che ingrandiscono gli occhi a dismisura. È abbastanza raro trovare in porta un nano sovrappeso, ipovedente. Siamo nei favolosi anni 90. Il ragazzo si guarda attorno e attorno a lui succedono tante cose. Piove, i gatti fanno le fusa, scoppia qualche guerra qua e là, cadono i governi, poi si rialzano per poi cadere ancora. Ogni tanto qualche rock star si suicida, deraglia un treno, il sole sorge puntuale tutti i giorni. E soprattutto, dappertutto, le ragazze. Le ragazze in primavera, quando le giornate si allungano e gli alberi si risvegliano ammantandosi di foglie, si svestono e camminano leggere e sorridenti verso i loro appuntamenti. Al ragazzo piacerebbe tanto essere uno di quei fortunati. Si immagina in attesa della sua bella, con un piccolo mazzo di fiori in mano, seduto su una panchina. Poi eccola arrivare a passo veloce e un po' in ritardo, sorride. Lui si alza, un bacio. E invece no. Il ragazzo si guarda attorno a lui succedono un sacco di cose, lui osserva per capire, ma non capisce come funziona. È timido, sì, è timido il ragazzo. Gli sembra così difficile sto fatto che agli altri riesce facile. I suoi amici, ad esempio, chi prima, chi dopo. Gli sembra così impossibile, più gli sembra impossibile, più lo diventa. Più lo diventa, più lui si rattrista, più diventa impossibile e così via. Allora il ragazzo si mette a scrivere. Scrive piccole poesie, a mano le scrive, su dei cartoncini, non le mostra a nessuno. Le appiccica all'armadio della sua camera di ragazzo e sono poesie strane, di una stranezza triste ma felice. Parlano d'amore, proprio di quell'amore che lui non conosce, ma che vede accadere. Lui osserva l'amore degli altri, lo osserva succedere, ma non lo vive sulla sua pelle, sulle sue labbra, sulle sue mani. In quelle piccole poesie d'amore scritte a mano su cartoncini, lui è il protagonista, l'attore di un film che non ha visto nessuno, un film davvero mal distribuito. Un giorno il ragazzo trova suo papà, lo trova in camera, sta leggendo concentrato l'armadio, che ormai è quasi tutto ricoperto di poesie. Belle, gli dice. Lui arrossisce e borbotta una specie di grazie. Grazie anche a mio papà. Grazie anche a mio papà, è molto importante. Se ci sono dei papà in sala, ecco, dite le cose ai vostri figli e alle vostre figlie, se ci credete, se no sono bugie e non funziona. Oltre al papà c'è anche una mamma, chiaramente, in questo caso. In questo caso c'è anche una mamma e questa mamma, se i miei non ci sono più, ma questa è una poesia che ho scritto per mia mamma, è una poesia che parla delle mamme, della preoccupazione delle mamme. Mia mamma a un certo punto si è iniziata a preoccupare quando le ho detto che volevo fare il poeta professionista vivente. Scusate le corna, ma vivente è importantissimo perché, lo sapete, i poeti spesso diventano famosi da morti, che è figo, però è anche bello godersela un po' la vita da vivi. Allora, io tanti anni fa, in questo libro che si chiama I cani hanno sempre ragione, che è il mio primo libro, vedete, l'ultimo è il primo, questo è uscito nel 2000, figuratevi, quindi 24 anni fa. 24 anni fa usciva I cani hanno sempre ragione, un libro che mi disse una libraia che lo vendeva molto agli amanti dei cani. Solo che non c'è un cane dentro, la cosa curiosa è questa, c'è solo il titolo molto potente sui cani. Io amo i gatti, mi stanno simpatici i cani, ma amo più i gatti. Questa è una poesia dedicata alle mamme, a mia mamma, alle mamme, anche, sì, perché
Perché sì, perché è così, le mamme si preoccupano. Si chiama la mamma del poeta, ma vale anche per la mamma dei bassisti, sappiatelo. Avere un figliolo, tra l'altro unico, che vuole fare il poeta professionista, è una roba che una madre non gliela augurerebbe neanche al suo peggior nemico. La pensione è uno dei chiodi fissi che ha mia mamma. Mamma, la pensione noi poeti è una roba che esula. Mamma, le dico, mamma, noi poeti ci fanno senatori a vita. Noi poeti ci fanno le statue, le piazze. Mamma, noi poeti la pensione è una roba che mica ci possiamo pensare, che sennò ci scappa via l'ispirazione. A quel punto lì, normalmente, mia mamma cerca di percuotermi con un mestolo di ghisa, ma quasi mai mi prende. Poi si siede e guardando nel vuoto dice Carmina non dant panem, che in italiano corrente significa più o meno sì. Ma con la poesia, col cazzo, che ti paghi luce, gas, telefono, assicurazione auto, dentista, idraulico, rata del mutuo e o affitto. Fare il poeta al giorno d'oggi è un lavoro duro. Fare la mamma del poeta anche, ve lo assicuro. Grazie mamma, grazie a tutte le mamme presenti e anche a quelle future. Abbiate pazienza, abbiate pazienza. Ok, adesso riprendo questo meraviglioso e giallissimo libro. Il secondo protagonista è un bambino. Oggi vi parlerò più di lui che d'altro perché è il mio preferito. Bambino, anni 70, feste di compleanno. A fine anni 70 a Torino le feste di compleanno si facevano nelle case, si andava negli appartamenti e insomma si facevano delle feste. Oggi mi hanno spiegato che ci sono anche proprio dei luoghi infernali dove vengono fatte delle feste di compleanno per tanti bambini. Ma io non ho bambini, quindi per adesso è andata con calma. Con calma, con calma. Lo farò. Ti piacciono le feste di compleanno quando le fanno gli altri? Quando le fanno i tuoi compagni tu ci vai contento. Milena ha una casa grande, anzi ha una stanza grande in una casa normale, perché sua mamma fa la parrucchiera in casa e la stanza dove lavora è immensa. Dunque c'è spazio per molti bambini. Ci sono gli specchi, i lavandini, le poltrone con i caschi. Sembrano caschi d'astronauta. Servono alle donne per farsi i capelli. Non sai davvero come funzionino ed è severamente vietato toccarli. Ti piacciono le feste di compleanno? Tranne quando Giulia, Milena e Francesca impongono i loro giochi di femmina. Tipicamente vogliono giocare con te a Eter Parisi e Trucciolo. Trucciolo è quello che balla in televisione con Eter. Eter è bella in televisione, ha i capelli biondi, lunghi, le gambe nude, gli occhi azzurri, sembra una fatina e parla con un accento strano, lei ti piace. Il trio malefico di femmine, il TMF, fa danza assieme ed è appassionato di Eter Parisi. A te ti fa schifo ballare, a te ti, a me mi non si dice. Errore. Ti fa schifo Trucciolo, Eter no, è tutta vestita nuda. Sembra una fatina ballerina. Loro vogliono fare le coreografie, mentre a te interessa battere il tuo record di Big Bubble. Riesci a ficcarne in bocca 3 e poi rumini, poi fai la bolla clamorosa e immancabilmente a un certo punto della festa arriva il malefico trio e ti scoppiano la bolla, ti rovinano la festa. Mica solo a te, a tutti. Sono prepotenti le femmine, con i loro giochi assurdi. Grazie a Eter Parisi e anche a Trucciolo. Lo sapete, Trucciolo non c'è più da tanti anni, è molto giovane. Eter è ancora con noi, minchia. Non so se la seguite su Twitter, ma non sono molto d'accordo con i suoi pensieri, ma la amo comunque sempre. Quindi.
un amore che è nato tanti anni fa. Adesso vi parlo d'amore in un altro modo, prendendo 3 poesie, direi, sì, 3 poesie tratte da questi libri. Questo è un libro che si chiama Motosega, figuratevi che titoli assurdi che davo anche. Questo qui non è una poesia, è un dialogo amoroso e anche bucolico. Bucolico nel senso che si parla di natura. Ne ho scritti tanti di dialoghi. Mi servono i dialoghi per capire. Inizio a scrivere dei dialoghi tipicamente tra un uomo e una donna. Questo è successo più o meno davvero, ma bucolico si capisce io non sono un attore, quindi non so fare le voci diverse, quindi voi a metà del dialogo non capirete più chi sta parlando. Fregatevene, è un flusso di simpatia. Comunque sia, il titolo è bucolico a sua volta, fa così, recita così: ti piacerebbe andare, amore? Scusate, era il 2003. No, non mi dovrei mai giustificare davanti a un pubblico, soprattutto a Gavoi, ma lo faccio. Facevo ancora i giochi di parole, che odio. Io odio i giochi di parole. Quando incontro uno che inizia a fare i giochi di parole vado via. Faccio così e vado. Allora inizia l'uomo, poi c'è la donna. Questo dialogo parla di difficoltà di comunicazione. Avete capito che il giovane uomo che inizia a scrivere delle poesie a un certo punto ha delle difficoltà di comunicazione. Con le donne, ma con il mondo. Ti piacerebbe andare, amore, con me? Pungendoci i diti? Ti piacerebbe? E a castagne? E a ortiche? A funghi? Ma tu sai che si mangiano le ortiche? Pungendoci i diti? Ti piacerebbe? No. Mi disse. No, proprio non mi piacerebbe. Per i diti? Chiesi. No, proprio non mi piacerebbe andarci con te. Stai parlando a me? Sì, a te. Non ti piaccio? Proprio che non mi interessi. Ma le more? Le more sì, tu no. Le castagne? Tu no, sì, le castagne. Le ortiche anche no, ma comunque non con te. A pesca? No. A caccia? No. Sparare ai topi alla discarica? No. Mi trovi basso? No. E che non ti cerco, quindi non ti trovo. Hai un innamorato in altre lande? Sono singola. Ti piace baciare le ragazze? No, mi piace baciare i ragazzi. Scusa, ma cosa ci fai allora dentro la mia poesia? È un tuo problema. Passavo di qui, mi ci hai messa dentro tu. Scusa, mi sono sbagliato. Non ti preoccupare. Vabbè, buona passeggiata, grazie. Un cinema, fatti furbo. Ok, ciao. Grazie. Vedete, difficoltà di comunicazione, più o meno succedeva questo ai tempi negli anni 90. Ecco, vedete che c'è il collegamento, me l'hanno spiegato alle medie. Fai i collegamenti, vincerai. Sono diventato abbastanza bravo. Allora, qua adesso tiro fuori ogni volta che mi baci muore un nazista. Il mio penultimo libro di poesie, titolo potente. La bella notizia che voglio darvi, quasi come si dice? Quando uno dice in anteprima. Vedete, i neuroni, questi sono i neuroni, c'erano dei neuroni che stavano portando la parola anteprima. Funziona così: se ci sono dei neurologi in sala lo sanno, e poi muoiono e quindi non arriva la parola. No, è così. Io spesso ho neurologi in sala, non so perché vengono i neurologi a vedere i miei spettacoli, poi ne possiamo parlare. In anteprima questo libro, il 15 agosto, stranissimo data, stranissimo giorno, esce in Polonia. Ogni volta che mi baci muore un nazista, tra l'altro è pazzesco. Non è una battuta, succede. I polacchi lo hanno tradotto e uscirà, e spero di fare un tour in Polonia a questo punto, anche se non solo le lingue, quindi va bene. Dovevo leggervi una poesia tratta da questo libro, a pagina 195. Se l'avete con voi possiamo leggere i passi principali insieme come in chiesa, se no la leggo tutta io da solo. Dico queste stupidaggini per trovare la pagina, capite? Sì. Non c'è in realtà. Non è in questo libro, che cosa curiosa. No, vi ho parlato di un altro libro. Un applauso per stemperare la tensione. Sì.
Questo è smettere di fumare baciando, ma comunque sia. Ecco perché a pagina 195 non c'era. Questa è una poesia d'amore. Prima vi ho parlato della difficoltà di comunicazione, adesso vi dovrei fare una poesia d'amore felice. Non è così. Questa è una poesia d'amore che parla della fine di un rapporto, quindi non dell'inizio. Si chiamano poesie di fine rapporto, le PFR. Ok? Suona strano, ma è così. Io ho scritto un casino di PFR, non perché abbia avuto molti rapporti, quindi molti fine rapporti, ma perché quando finisce un rapporto comunque il poeta, mediamente, anche la poetessa suppongo, si ispirano. Questa è una delle ultime che ho scritto perché attualmente io sono ancora in un rapporto attivo e felice, quindi spero di non scrivere poesie di fine rapporto nei prossimi tempi. No, no. Cucurullo, no cucurullo, non deve succedere perché non ho più voglia di scrivere poesie di fine rapporto, peraltro. Ne ho scritte veramente tantissime, cioè in questi libri ne ho scritte per generazioni. Si capisce dal titolo in questo caso, fa "Ti voglio bene", si dice al cane. D'altronde a quei tempi bastava davvero poco a dirsi addio, a darsi un ciao d'addio, eravamo buoni tutti. Era l'ordinaria amministrazione, erano tempi di cuori ghiacci, erano tempi che si era imparato a ballare da soli, erano tempi che un "è stato bello" non lo si negava a nessuno. Erano tempi che non pioveva più da sempre, tempi di siccità feroce, di occhi secchi, neanche piangere qualche lacrima eravamo più capaci. E le poesie d'amore, costruite in serie, come le utilitarie. C'erano più poesie d'amore che innamorati, c'erano più poeti che soldati. E d'altronde la natura faceva il suo corso. Ragno mangia ragno, labbro bacia labbro, mano carezza viso, pugno spezza naso, nebbia in Val Padana, occhio non vede, cuore non duole, cuore non batte. Ciao, è stato bello, ciao, è stato bello, salutami a casa. D'altronde avevamo perso il sonno, la rotta, la voglia, la fame. E ti voglio bene, ho poi scoperto, ti voglio bene, si dice al cane. Grazie, era molto triste, ma era una PFR, devono essere tristi, se no non funzionano. Adesso ve ne leggo una d'amor felice, finalmente arrivata. È arrivata, e questa è ogni volta che mi baci muore un nazista, in effetti. È curioso perché invece in questo caso è d'amor felice, ma non si direbbe dal titolo. Il titolo è "Ci lasciavamo ogni quarto d'ora". Sei affusolata, sei morbida, appuntita, mangi poco, non piangi. Mi dici che io e te non potremmo mai far sesso frettoloso di notte nei portoni, con le autoreggenti e i tacchi, perché non arriverei dove dovrei arrivare. E c'hai ragione. Se non che quella piccola scala portatile che mi porto sempre dietro serve all'uopo. Gli uomini ti vogliono, le donne ti amano, i gatti ti si acciambellano, i bimbi ti saltellano attorno in girotondo, i caporali ti sussurrano, gli impiegati postali ti sorridono. Ci lasciavamo ogni quarto d'ora e poi ci venivamo a ritrovare dentro i sogni. Sei prelibata, sei affettuosa, sei la mia allegria e la mia tristezza, sei una bellezza. Molto bella, molto bella, lo ammetto, me l'ha detto il mio psichiatra, ammettilo, davanti a un pubblico, soprattutto in Sardegna, ammettilo. Grazie. Bella. Sono davvero fiero di me, pensate che roba pazzesca che può succedere su un palco. Allora, ritiro fuori ogni volta, catalano. Cosa fanno le femmine in bagno? Troppi libri, troppi titoli. Allora, vi ho raccontato i tre protagonisti, ok, che sono la stessa persona, ma poi ci sono anche degli altri protagonisti, una protagonista in particolare, si chiama Beatrice, è una bambina. A un certo punto il bambino, che vuole sapere cosa fanno le femmine in bagno,
lui ha una società segreta in cui è da solo, però fa delle missioni, decide di andare a vedere il bagno delle femmine, no? E quando fa questa missione incoccia in una bambina, e questa bambina è molto importante per tutto il prossimo. Quando questo libro diventerà un film o una serie TV su Netflix, probabilmente, non film, preferirei un film. Ecco, la bambina che farà Beatrice vincerà l'Oscar, probabilmente, se è abbastanza brava. Immaginate questa scuola elementare in centro a Torino, c'è un cortile dove si fa l'intervallo, c'è un cortile di cemento in realtà, ma c'è un albero e c'è una panchina. Molti incontri tra questo bambino e questa bambina accadono in questo cortile a primavera. Un giorno durante l'intervallo nel cortile della scuola alle 10 del mattino, di una mattina fine 70, mentre guardi le formiche in fila, indaffarate, trasportare briciole verso un buco nella terra, ecco una voce di bambina alle tue spalle. Ciao, dice la voce. Ti giri, è lei. È la bambina dai capelli rossi. Cosa fai? Chiede. Preso di sorpresa non puoi che rispondere la verità. Guardavo le formiche. Lei tace. Noti che in mano ha una girella, che è una delle tue merende preferite. Infatti tua mamma non te la compra mai, perché fanno ingrassare. Lei nota che guardi bramoso l'oggetto del desiderio. Ne vuoi un po'? Dice. Certo che la vuoi. Ma puoi? Sì, dici. La spezza in due e te ne porge una metà, quella più grande. Cosa fanno? Chiede. Portano le briciole. Si china, le osserva da vicino. Poi fa una cosa, sbriciola un piccolo pezzo di girella sulle formiche, che leste si avventano incredule su tutto quel ben di Dio. Poi Beatrice si volta, ti guarda dal basso verso l'alto. Tu cosa vuoi fare da grande? Chiede. L'inventore, rispondi sicuro. Cosa inventerai? Non ci ho ancora pensato bene, forse un'astronave. Per andare dove? Lontanissimo, come l'Enterprise del capitano Kirk. Lei sorride, si alza in piedi. Io da grande voglio fare l'astronauta, dice Beatrice allegra. Non esistono astronaute femmine. Affermi serio e ingoi in un sol boccone il pezzo di merenda. Sì che esistono, nell'Enterprise ci sono le femmine. Cosa ne sai? Lo guardo. Ma va. Sì, su Telemonte Carlo? Sì. Comunque sull'Enterprise le femmine non guidano e non sono capitane, dici. Beh, io guiderò e sarò capitana. Suona la campana. Lo guardiamo assieme una volta? Chiede Beatrice. Cosa? Capitano Kirk. Non so. Ok, ciao. Beatrice si volta e corre verso l'entrata. Ma pensi tu, una femmina che guida le astronavi. Che ridere. E intanto corre Beatrice, con tutti quei capelli rossi che la inseguono come fiamme libere, come lingue di sfavillantissimo fuoco. Grazie, avete capito? Lui è un bambino, è un tonto, lui è un tonto. Lei invece è una bambina intraprendente, come capita spesso nella vita, anche a 50 anni, vi assicuro. Non c'entra avere 7 o 50, non c'entra, 7,50. Potrebbe essere, al posto di 0,6, 0,3, 7,50 si potrebbe fare un corso. Cosa ho detto? Ah, era d'accordo? Ah, sì, esatto. Poi il tonto, adesso purtroppo questo libro andrebbe spiegato, ma non vanno spiegati i libri, lo sapete, andrebbero letti, spero che voi lo leggiate tutti. Comunque sia, siccome la parte del bambino è quella che mi piace di più, adesso ve ne leggo un'altra, sempre ambientata in quel cortile. Il tonto piano piano poi evolve, siamo a pagina 122 su 230, tutto sommato a metà. Oggi Beatrice ti sembra presa da malinconia, una cosa rara per la tua nuova amica. La trovi seduta sola sulla panchina nel cortile. Sembra piuttosto triste. Più che triste, forse è arrabbiata. Dice che sono una carota, fa Beatrice. Come? Un mio compagno non mi lascia perdere, continua a dire che sono una carota.
Poi si prende in mano una ciocca di capelli e te le mostra. Per i capelli, chiedi? Sì, mia mamma dice che non devo arrabbiarmi, ma lui non la smette. Chi è quello? Vedi un bambino che sta giocando con altri due. Si passano coi piedi una pallina da tennis, ha i capelli neri un po' lunghi. Immagini di andare dal bambino, sfidarlo a duello. Beatrice ne rimarrebbe colpita. Poi però ti viene in mente una cosa. Mio papà mi ha detto che le carote fanno bene agli occhi. Se ne mangi tante ti migliora la vista, se ne mangi tantissime ti viene la supervista come Superman. Ma io non sono una carota. No, tu no. Però ci vedi bene. Infatti non porti gli occhiali. È vero, ammette la bambina. E poi i capelli rossi ce li hanno in pochi, secondo me. Io conosco solo te. È vero. E poi sono belli, a me piacciono. La bambina si guarda la ciocca che tiene in mano. Anche a me piacciono, sussurra. Ecco, adesso Beatrice è meno triste. Te la sei cavata bene. E quella mattina scopri per la prima volta nella vita che è bello riuscire a far sorridere una bambina presa da malinconia. E poi, ma questo non glielo dici, tu vai veramente, veramente pazzo per le carote. Si fa un po' furbo il tonto. Grazie amici, grazie amiche. Adesso lasciamo un po' riposare questo libro giallo e vi leggo alcune poesie. Questa qua è tratta da Ti amo ma posso spiegarti, un libro a cui voglio molto bene. È un libro è una poesia che parla di treni. Io prendo tanti treni, tantissimi, ne ho presi tantissimi. Il treno mi piace molto come mezzo perché si possono fare un sacco di cose in treno, si può leggere, si può dormire, si può anche guardarsi attorno. È una storia d'amore questa, che però non mi riguarda personalmente, è una cosa che ho incontrato in un treno. Ho avuto fortuna, forse anche bravura, perché chi scrive, io credo, deve avere una sorta di antenna che non si vede, un'antenna che parte da qua. Questa antenna deve essere sempre un po' accesa e allora lì puoi prendere un sacco di spunti. Ero in un treno regionale per andare in Brianza, pieno di pendolari. Si intitola Grazie Martina che mi. Poi non è andato più avanti. Ero in un treno per andare nella lontana Brianza, pieno zeppo di pendolari, studenti, lavoratori, maschi, femmine. Erano le 6 della sera, io stavo in piedi. I pendolari dentro i treni delle 6 della sera hanno gli occhi spenti, guardano nel vuoto, non parlano, sembrano tristi, sono stanchi, pensano, non so cosa, lo immagino. I treni dei pendolari delle 6 della sera sono stretti, sono scomodi, c'è poco posto, è fatto apposta. Io ero nel vano, non so come si chiama, lo chiamo vano. Appiccicata al muro, ma i treni hanno muri? No, pareti. Appiccicata alla parete c'era una cartina con tutte le linee del servizio ferroviario regionale, Regione Lombardia, e in mezzo alla cartina qualcuno aveva scritto Grazie Martina che mi. Nel treno della tristezza che porta i pendolari e le pendolaresse dalla metropoli ai paesi, stracchi, l'umore sotto il culo. Qualcuno ha scritto grazie a Martina, che gli, che là, che l'ho. Non so. Io ti immagino bella, Martina, tutta ricciolina, e il tuo innamorato, di cui non sappiamo nulla, non è riuscito a dirci che gli, che l'ho, che t'ha. Cos'è successo, Martina? Lo hanno arrestato forse nell'atto? La polizia ferroviaria lo ha colto col pennarello in mano? Dov'è finito, Martina? Lo hanno rinchiuso nelle segrete di qualche carcere brianzolo e lo stanno torturando per sapere perché ti ringraziava. E di cosa? Che gli hai fatto, Martina? Martina, che gli hai dato?
che gli hai detto. Non ve lo dirà mai e voi manco lo capireste. O forse è tutto più semplice, meno avventuroso. Forse mi sono fatto trasportare dalla fantasia per ammazzare il tedio. Forse, Martina, il tuo moroso non ha trovato le parole e alla fine, in quel vuoto, ci sta un sacco di bella roba. Grazie Martina, grazie, no, più che grazie a Martina, grazie al fidanzato di Martina per questa poesia. Adesso vi leggo una poesia che non so spiegare bene, è una poesia che parla di temporali, insomma, parla sicuramente di temporali e anche d'altro. Spero che sia in questo libro, si intitola Chiudi bene le finestre. E che ora fa lì da te? Che giorno è? È estate? C'è luce? È già notte? Com'è la luna? Il sole picchia? Cosa vedi al mercato? Che frutti vedi quando vai al mercato? Che colori ci sono per strada? Che odori, che puzze, che profumi? I tetti? I tetti sono piatti o a punta? Ci sono gli alberi, i fiumi? C'è un mare? Il lago? Si vedono le montagne? Sei circondata dal cemento, fa freddo? I bambini giocano per strada. E se ti guardi allo specchio, cosa vedi quando ti vedi dentro lo specchio? Che occhi hai? Sei bella? Sono grandi i tuoi occhi? Come li porti i capelli? Sono sciolti, sono ricci, sono corti? Prova a sorridere. Com'è questo sorriso? Sai dirlo? Come sei vestita? Hai un vestito leggero, colorato, verde, blu, un maglione pesante. Che scarpe porti? Stai fumando? Sei nuda? Com'è la tua bocca? Da qualche parte c'è qualcuno, di là nell'altra stanza, c'è qualcuno che ti vuole bene. Cosa c'è? Ti senti sola? Cosa vedi dalla finestra adesso? I rondoni volano bassi, vero? Anche qui. Vuol dire che sta arrivando il temporale. Chiudi bene le finestre, siediti. Fai un respiro lungo. Se ce la fai, scrivimi una poesia. Grazie. Grazie amici, grazie amiche. Allora, adesso quando prendo di nuovo un libro in mano, quando prendo questi libri in mano davanti a un pubblico attento e gioioso, come siete voi, vedo un libro, perché sono libri a tutti gli effetti, ma vedo, hanno la copertina, alle volte la sovracopertina, l'inchiostro, i colori, le parole, ma vedo soprattutto un'idea regalo. Voi direte, cosa stai dicendo? Certo, lo sto dicendo proprio. Un'idea regalo in che senso? Ma non tanto per voi, certo, anche per voi, ma per i vostri cari e le vostre care. Statisticamente siete in tanti, qualcuno di voi non ha cari e care, lo sto pensando, ma i cari e le care arrivano. Dopo, se vorrete, io sarò in grado di fare delle bellissime dediche a vuoto per i cari che arriveranno. Tra l'altro porta fortuna, è proprio, ci sono ormai degli studi. Con grande amicizia a Lascio il buco, Guido Catalano. 3 mesi, 6 mesi massimo, arriva il caro, arriva la cara. Track, mettete il nome. Io peraltro non sono più in grado di scrivere in corsivo, scrivo in stampatello, basta che usiate lo stesso colore della penna che uso io, non se ne accorge. Non dovete applaudire, no, questo è marketing d'assalto, non dovreste assolutamente applaudire, però grazie per l'applauso. In realtà, ho fatto un po' di marketing per ricordarvi che se voi non comprate questi libri io sono fottuto, ma in realtà c'è un altro fatto. Questa poesia parla di regali di compleanno. Io ho avuto una fidanzata qualche tempo fa e sbagliavo tutti i regali, non so se vi è mai capitato, cioè compleanno, Natale, Cresima, comunione, qualsiasi cosa, sbagliavo tutto. Allora sbagliando, a un certo punto ho detto ok, allora ti scrivo una poesia con un sacco di regali dentro. E si intitola Per il tuo compleanno, la dedico a tutti coloro che compiono gli anni oggi. Qualcuno? Qualcuno compie gli anni la prossima settimana?
Qualcuno ha compiuto gli anni nell'ultima settimana? State mentendo. Perché io ho scoperto... Brava. Un applauso, brava. A una volontaria. Perché io ho scoperto questa cosa. Se si è in un luogo con diciamo, 100 persone e tu chiedi questa cosa qua, alle volte becchi qualcuno che compie gli anni, però se tu dici una settimana in avanti, una settimana indietro, è sicuro che ci sia qualcuno. È una roba che, detta così, direte, ma se c'è un matematico in sala, in realtà questa cosa qua, secondo me, se uno poi la utilizza per curare, per fare una medicina, cioè potrebbe essere utilizzata. Non state capendo, va bene. Comunque, per il tuo... è una cosa, è un concetto. Sono simpaticissimo. Come? Non vale. Va bene. Adesso leggo la poesia. Ti ho comprato l'estate, un sommergibile e un motel, un gatto volante, un annaffiatoio di cristallo ed un fischietto. Ti ho comprato una zucca, un albero di giuggiole, 9 tipi di pane. Ti ho comprato un pesciolino d'oro ed un tamburello. Ti ho comprato un cappotto verde, delle scarpe di corallo, un letto a 5 piazze e mezza, una casetta dalle finestrelle che sorridono. Ti ho comprato una spada di liquirizia, un topo infrangibile, una banana parlante. Ti ho comprato un misuratore di sciocchezze. Ti ho comprato 10.000 biglie, delle nacchere fosforescenti, un'ora di tuoni e fulmini, una falce di zucchero. Ti ho comprato una scala coi pioli di cioccolato e uno scoiattolo di lapislazzuli vivo. Ti ho comprato 12.000 paia di calze a righe colorate, una gonna svolazzina e una collezione completa di pozzanghere. Ti ho comprato una canna da pesca di pongo. Ti ho comprato una mina anticretino, un abbonamento per fare colazione con me per 100 anni, uno zombie a molla, una scatola di fiammiferi, un cestino di lamponi. Ti ho comprato un piccolo specchio nel quale potrai vedere quanto sei bella. Non sono mai stato un granché bravo a fare i regali, però questa volta, secondo me, qualcosa che ti piace c'è. Sì. Sì. Ci siamo lasciati 6 mesi dopo. Non dovrei dire spoiler questo, ma è andata così. Però la poesia c'è alla fine. Allora adesso, a proposito di spoiler, vi leggo un pezzo, l'ultimo pezzo da Cosa fanno le femmine in bagno, che questo è un po' spoiler ma non troppo, perché poi non finisce così. Non so se a voi è capitato alle elementari, anche alle medie succedeva, che a un certo punto un vostro compagno, una vostra compagna o voi stessi scompariste, nel senso non che il maniaco che prende il bambino se lo porta, ma semplicemente i genitori cambiano lavoro di colpo, sei a Torino e tu pam, non c'è più il tuo compagno, la tua compagna. A me capita, io sono sempre rimasto a Torino, insomma, però capitava questa cosa ed era anche abbastanza traumatizzante. Magari era un tuo amico, una tua amica, in questo caso stiamo parlando della bambina dai capelli rossi, che da Torino se ne va a Milano, perché voi lo sapete, spesso i milanesi ci rubano le cose a noi torinesi. È una cosa... Hanno tentato anche costruire il libro, gli è andata malissimo, una volta tanto. Però in questo caso è più grave, vi assicuro. Qualche giorno prima della partenza vai a trovare Beatrice e le porti dei regali. Un Playmobil astronauta, molto bello, che hai comprato con i tuoi risparmi. Anche il fucile laser, tutto argentato. Ti scusi con Beatrice del fatto che sia un astronauta maschio. Quando hai chiesto al negoziante se c'era anche in versione femminile, ti ha guardato strano. Poi 2 disegni a tema viaggi interplanetari e pappagalli spaziali. Il pappagallo è un altro personaggio di questo poemanzo. Poi il piccolo robot di Guerre Stellari, C1P8. Quello è proprio tuo, ma sai che a Beatrice piace tanto. Poi basta. Beatrice, dobbiamo spegnere l'effetto cani e per l'altra poesia sui cani che abbaiano. Grazie. Ok. Beatrice sembra allegra mentre ti racconta della sua nuova scuola e della casa in cui andrà a vivere con la sua famiglia. Dice che a scuola hanno anche la piscina. Tu all'inizio non ti capaciti della sua allegria, anzi un po' ti secca, ma poi ti rendi conto che lo fa per te,
per non rattristarti troppo, perché la bambina dai capelli rossi è fatta così, è fatta proprio bene, quella bambina lì. A un certo punto Beatrice si accorge che parli poco, ti guarda silenziosa, sorride, va in cucina, poi torna e ti porta una vassoiata di girelle. Adesso non mi va, dici. Non essere triste, non vado mica su Marte. Che cosa assurda dire a un bambino triste non essere triste. Che cosa assurda, inutile e carina. Poi giocate lentamente e bene per tutto il pomeriggio, ma il pomeriggio passa veloce. Tu vorresti che non finisse mai, vorresti fermare il tempo, un pomeriggio infinito con la bambina dai capelli rossi. Poi arrivano le 6, l'inesorabile momento dei saluti. Beatrice ti abbraccia tanto forte da farti scricchiolare, ti aggrappi a quell'abbraccio, ti aggrappi così forte che servono 2 mamme per staccarvi. Grazie amici, grazie amiche. Allora andiamo verso la fine di questo reading, lettura, spettacolo, non sappiamo esattamente come si chiama. Questa è, di nuovo abbiamo iniziato con le more, sì? È quel diciamo, dialogo bucolico. Anche qua c'è molta bucolicità. Qua siamo in un luogo pieno di natura. Io abito a Torino, non ne vedo sempre tanta. Cioè, sì, c'è il Parco del Valentino dove vado a fare la passeggiata della salute tutte le mattine. E infatti mi sta venendo mi è venuto ormai una tallonite. Se c'è un ortopedico esperto di piedi in sala, ecco, mi farebbe veramente comodo. Questa poesia ha una storia, ci sono molte poesie hanno delle storie, più o meno tutte, ma questa, io ero in Romagna con il mio amico Roberto Mercadini, che forse voi conoscete. A un certo punto c'era anche Simone Cristicchi, che voi conoscete sicuramente, cantante, attore. E ci siamo conosciuti, io gli ho fatto i complimenti, lui mi ha detto: ho letto delle tue poesie, ce n'è una in particolare che mi piace tanto, quella lì sulle lucciole, poi c'erano gli alberi, la notte. E lui mi raccontava questa poesia e io ascoltavo e dicevo: non l'ho scritta io non ho mai scritto una poesia sulle lucciole. Sarà Franco Arminio, che lui va nei boschi, vede le lucciole. Io abito a Torino, poche lucciole, davvero. Però poi sono tornato a casa, ho cercato e in effetti avevo scritto una poesia che si intitola Lucciole. L'avevo evidentemente anche mandata su internet perché non era mai stata pubblicata, quindi l'avevo persa nei meandri del computer, eccetera. E grazie a Cristicchi è finita poi in questo libro. Fa così. L'altra notte ero triste e siccome avevo bevuto parecchio sono andato a pisciare dietro un ciliegio perché mi trovavo in una ciliegiaia. Il perché mi trovassi in una ciliegiaia non credo debba riguardarti. Ma il fatto interessante è che ai piedi di quel ciliegio era pieno di lucciole. Ed era un sacco di tempo che io non vedevo le lucciole. Era proprio primavera e si stava bene tra i ciliegi, nel fresco della notte, nel buio del prato. E ce n'erano, ti giuro, un sacco, sia di ciliegi sia di lucciole. Con quelle lucine che sono quei momenti che uno pensa, almeno io lo penso, ma guarda sta cazzo di natura, cosa ti riesce a combinare. Comunque ho pisciato su una lucciola e adesso, anche se poi non sono sicuro di averla ammazzata, cioè spenta l'ho spenta di sicuro, ma ammazzata magari no, che non so come funziona, che non so se è una lucciola che si spegne e poi muore. Magari affoga, dici tu, nel tuo piscio, dici tu. Comunque spenta, l'ho spenta. Magari ammazzata no. E adesso, dicevo, mi è venuto il dispiacere, perché quella lucciola non c'entrava col mio essere di cattivo umore. E lei era lì insieme alle sue amichette luminose, sotto il ciliegio a primavera, che si faceva i fatti suoi, col suo culetto brillante. Forse facevano una festa di primavera e ciliegie e di amore tra lucciole, perché che tu lo creda o no,
Anche le lucciole hanno sentimenti e sicuramente si stavano divertendo, danzando luminose nel buio, e ti arriva il primo stronzo ubriaco e ti piscia addosso. Ecco, no, questo non doveva succedere. Io ti chiedo scusa, piccola lucciola, che ti ho pisciata una notte in primavera sotto il ciliegio. Così non funziona. Se le cose devono andare così, non funziona. Funziona che non abbiamo capito un cazzo. E mentre voi siete lì a scannarvi di parole, noi siamo qui a guardarvi, a tremare e a scrivere poesie d'amore sotto i ciliegi, a pisciare sulle lucciole, che sono le uniche che non c'entrano nulla. Vuoi sapere davvero come funziona? Funziona che quella notte tu avresti dovuto essere con me, sotto quel cielo notturno, dentro quella primavera di ciliegie, e mi avresti detto, con un po' di meraviglia, con quel tanto che basta di meraviglia: guarda le lucciole. Io ti avrei baciata. Forse avremmo potuto pure fare all'amore, in piedi, schiena al ciliegio, con le lucciole che ci guardano contente e ci illuminano durante la notte, durante questa primavera di piscio, cuori sgangheri, lucciole e ciliegie. Grazie, grazie alle lucciole. Grazie. Allora vi leggo la terz'ultima poesia. No, cosa dici? Come la terz'ultima? Allora vi leggo la terz'ultima poesia. Purtroppo sì, ma tutte le cose più meravigliose finiscono, lo sapete. Le cose più meravigliose. Questa è la sua memoria, attenzione, questa è la sua memoria, perché è molto breve, è l'unica che è sua memoria. Non prenderò neanche il libro, infatti, faccio questo esperimento. È una poesia breve, rientra, prima vi ho parlato delle poesie di fine rapporto, questa è la madre di tutte le PFR. È una poesia che parla quindi di fine, di un rapporto. Ve la consiglio, nel senso, se io spero che vada tutto bene a livello amoroso, anche lì statisticamente qualcuno no. Purtroppo è così. Le poesie, la cosa figa delle poesie è che possono essere utilizzate. La cosa tipica è che uno ti piace una persona e tu gli mandi una poesia di poetica, no? Poi scrivi delle poesie e le utilizzi. Ecco, e poi anche le PFR possono essere utilizzate per velocizzare la fine di un rapporto. E secondo me è utile alle volte, perché portarsi dietro un fine rapporto può essere davvero faticoso. Questa funziona, è breve, la potete imparare a memoria, vale per lui, vale per lei. Si intitola Tu. Quando gliela dite, dovete fare tu, così, con il dito. Tipicamente io uso il sinistro, ma va bene anche il destro. Se tu fossi un puffo, tu saresti il puffo stronzo. Se tu fossi un barba papà, tu saresti barba merda. Se tu fossi un supereroe, tu saresti la donna muco. Se tu fossi un Pokémon, tu saresti un Pokémon qualsiasi, tanto fanno schifo uguale. Ma poi, a conti fatti, e concludo, tu sei tu e solamente tu. Gli orpelli lasciamoli ai poeti e alle poetesse da premio letterario. Se tu fossi il sole, cazzo, che freddo. Scusate, era molto dura. Grazie. Era molto dura, ma le PFR funzionano così. In questo caso c'era anche il finale di potenza. Se tu fossi il sole, cazzo che freddo, si chiama finale di potenza. Sono molto forte sui finali di potenza, se ne avete bisogno li vendo anche. Vendo finali di potenza. Adesso vedete, c'è una mosca che mi dà fastidio, non la ucciderò perché ho imparato dalle lucciole che è un suo diritto in qualche modo è un suo diritto. Si beve la birra, ok. La penultima poesia non è, sì, è una poesia sicuramente, ma è una poesia che parla di consigli, una cosa strana. Io non amo i motivatori, quelli che ti spiegano. Però ho scritto una poesia quasi motivazionale, però c'è anche da dire che l'ho scritta per me, nel senso che a un certo punto io ho... Guarda questa mosca. Questo... Aspetta, cosa stavo dicendo? Vediamo se eravate attenti.
motivatori. Allora, a un certo punto su un taccuino io ho iniziato a scrivere dei consigli davvero per me. E poi questa lista, perché a tutti gli effetti una lista, è aumentata, e mi sono detto, ma io dai lo metto, anche se non sono un motivatore, la metto su questo libro perché non si sa mai, potrebbe essere d'aiuto a qualcuno, non si sa mai. E io ve la leggo qui, adesso. Si intitola Consigli e fa così. Sii gentile, esagera pure in gentilezza. La gentilezza è gratis. Bacia il più possibile. Se non trovi da baciare, abbraccia. Se non trovi da abbracciare, sorridi. Prima o poi un abbraccio arriva. Se non arriva, chiamami. Carezza, chiedi aiuto, mangia molta verdura, sii pure timido. Continua ad essere gentile. Non porgere l'altra guancia se non per una carezza o un bacio. Esigi affetto, esigi gentilezza, urla il meno possibile, mangia molta frutta, cammina, parla pure da solo, se puoi ridi, se riesci fai ridere, leggi tanto, scrivi. Spegni il cellulare a tavola, spegni il cellulare a teatro, a cinema, a letto. Impara ad ascoltare, esagera con l'ascolto. Ascoltare è gratis. Sappi chiedere scusa, fatti sempre un mazzo di chiavi di riserva. Osserva i bambini giocare, usa la bicicletta, regala fiori, impara a cucinare, perdona una volta, perdona 2 volte, alla terza fai un inchino, fai la riverenza e togli il disturbo. Ascolta un sacco di musica, fai all'amore il più possibile. Se non hai nessuno con cui fare l'amore, masturbati, masturbarsi è gratis. Allacciati le cinture, usa preservativi di qualità. Dormi abbracciato a qualcuno. Se non hai nessuno con cui dormire abbracciato, usa il cuscino. Se non hai un cuscino, chiamami. Abbi cura degli amici. Alcuni di questi consigli li hai già sentiti, ma ripetere aiuta. Idratati. Non ti prendere troppo sul serio, impara uno strumento musicale, anche se non è il violino, va bene. Procurati un gatto, innamorati, disinnamorati, riinnamorati. Se non riesci a innamorarti, siediti. Accenditi una sigaretta e aspetta. Se non fumi, spegnila subito. Autocitati, è gratis. Desidera pure l'uomo o la donna d'altri, ma sappi che poi gli altri si incazzano. Perdi tempo, ritrovalo, non esagerare col sale, impara a usare le mani, tollera, fai colazione, comprati un trullo, scherzo, ho finito. Grazie amici e amiche, allora vi leggo l'ultima poesia d'amore. Prima voglio ancora fare un grande ringraziamento al Festival di Gavoia, all'Isola delle Storie, un applauso a loro e a tutte le persone che fanno questa cosa che non è così scontata, sappiatelo, lo sapete, in realtà lo sapete, però non tutti lo sanno, non è così scontata questa cosa. Allora, questa poesia è una poesia che spesso leggo alla fine dei miei readings, perché è una poesia che mi piace, ma poi è una poesia d'amore molto semplice, che parla di una storia d'amore tra 2 persone, però parla anche di un'altra cosa fondamentale, cioè a dire che quando le cose si fanno difficili, bisogna stare vicini, un po' come stiamo facendo noi questo pomeriggio. Si intitola Teniamoci stretti che c'è vento forte. E fa così. Teniamoci stretti che c'è vento forte che ci porta via. Teniamoci stretti, facciamoci stretti, bellezza mia. Abbracciamoci con i bracci. Aggambiamoci con le gambe, addentiamoci, annodiamo i nostri capelli ai nostri capelli, incastriamoci le dita dei piedi, diamoci le mani, guardiamoci, senza mai dimenticarci di guardarci dentro gli occhi. C'è un vento così forte che ci porta via. Teniamoci stretti che c'è vento forte, ancoriamoci l'una all'altro, l'altro all'una, finché non calma. E se non calma, perché potrebbe non calmare, bada, potrebbe. Se ci molliamo, saremo scaraventati via, lontano, sarà poi difficile trovarci, forse impossibile. Dimenticheremo le nostre voci, dimenticheremo le nostre facce, dimenticheremo ciò che ci piaceva dirci e farci.
Dunque, teniamoci stretti, che c'è vento forte, bellezza mia. Io ti tengo stretta, mia unica bellezza che tu mi tieni. Ed io sia maledetto io, non Dio, se mollo questa presa di salvezza. Grazie amici, grazie amiche, davvero. Grazie a Guido Catalano. Per chi volesse il libro autografato può fare la fila qui e salire qui sul palco. Grazie. Grazie.